Martedì 6 febbraio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crevas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, notizia che interessa prettamente il territorio bellunese. Cortina, pista da bob in tempo, mancano 2 anni esatti all'inizio delle Olimpiadi invernali. Cortina concentrata sulla Monti. Pizzarotti, rispetteremo vincoli e scadenze, il sindaco sconsiglia una cerimonia di avvio cantiere. L'impresa Pizzarotti si fa sentire per la prima volta e assicura che costruirà la pista dei tempi programmati. Il ministro dello sport Andrea Bodi ricorda che sono stretti. Metà marzo del prossimo anno. Il suo collega Matteo Salvini del MIT si dice certo che anche il CIO, che si sa perplesso, si farà una ragione, ma appunto non bisogna perdere un giorno di tempo. Proprio oggi scatterà il countdown, mancano 2 anni alla cerimonia di apertura. L'approfondimento di Dalmas da pagina 2 a pagina 3. E sempre in merito alla pista da bob a Cortina, sgomberato il locale, c'è fermento per i lavori, subito via il bar e gli alberghi. Bob Bar, addio. Renzo e Francesca Costantini, storici gestori del Bob Bar, hanno dovuto in fretta e furia sgomberare lo stabile. La mappa degli interventi, rincari, rinunce e piani stravolti, ritardi da Milano al Trentino, abbandonato il progetto del Pala Sharp Meneghino, la fiera di Rho raccoglie gli sport rimasti senza una sede. L'approfondimento di Forzin a pagina 3. Nelle cronache, il progetto Pochi alloggi nasce un asse tra aziende e proprietari. 3 aziende aderiscono a Primavera Casa per trovare alloggi ai lavoratori che vengono da fuori. L'approfondimento di Dallanese a pagina 17. Iniziativa nel Bellunese, regola i figli sui social e web, 950 famiglie e corsi online. Troppi rischi nel mondo digitale, i genitori si organizzano con il patto di comunità che si allarga in provincia. Feltrino in tribunale, minaccia la compagna: se mi lasci uccido i cani, minaccia di uccidere i cani in caso di separazione e finisce in tribunale. L'approfondimento a pagina 22. E la foto di copertina è dedicata alla Mido, la mostra internazionale dell'occhiale che ha aperto a Milano. Mido lancia il certificato dell'occhiale sostenibile, chiude all'insegna della sostenibilità il Mido a Milano. In foto il padiglione di Essilor Luxotti, che vediamo appunto il padiglione dove sul soffitto primeggia un occhio umano. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia sulle pagine di carattere nazionale e regionale riguarda la provincia di Belluno e prettamente Cortina. Pista da bob, Pizzarotti ci mette la faccia all'impianto di Cortina, pronto in tempo. Il sindaco Lorenzi consiglia un avvio dei lavori senza cerimonie. Il ministro Salvini: se il CIO ha ancora perplessità, passeranno. Ordinato lo sgombero del Bob Bar Costantini, via tutto in pochi giorni. Simico affida il taglio dei larici per 98.000 euro. Bob Bar addio, forse arrivederci. Certo è che con venerdì scorso Renzo e Francesca Costantini, storici gestori del Bob Bar nel piazzale di arrivo della vecchia pista di bob di Cortina, hanno dovuto in fretta e furia smontare la loro terrazza e sgomberare lo stabile, che verrà probabilmente rimosso e spostato, ma non si sa dove. Il cartello appeso vicino alla porta dice temporaneamente chiuso. Venerdì sono infatti arrivati gli agenti della polizia locale con l'ordinanza di sgombero, invitandoli a lasciare libero il piazzale nel giro di 3 giorni, massimo 5. Tutto ciò senza nessun preavviso e nemmeno offerta di indennizzo, almeno per ora. Sotto la sigla di un CIO alternativo ci leghiamo agli alberi. Collettivi ambientalisti preparano la protesta ovviamente contro la realizzazione di questa pista da bob. I giochi olimpici della rincorsa, aumenti dei costi, rinunce e progetti da aggiornare, la mappa dei cantieri olimpici sull'arco alpino. Tutti gli approfondimenti vi aspettano a pagina 3. La mobilitazione degli agricoltori, notizia di carattere nazionale che interessa ovviamente anche il bellunese. Trattori a Sanremo, ma la RAI frena, marcia verso Roma con ultimatum. Amadeus e Fiorello, protesta giusta, l'azienda replica nessun contatto, l'avviso al governo: saremo in 2000. La mappa della protesta, manifestazione nazionale fissata per venerdì 9 oppure sabato 10 febbraio, attesi 2000 mezzi, ovviamente parliamo della capitale. Le partenze dal Veneto sono da Rovigo, ma abbiamo anche Pesaro, Porto San Giorgio, Castel San Pietro, Roma, dove tutti arriveranno, Capua, Napoli e Palermo, Sicilia. La protesta corteggiata dai partiti, il commento di Massimiliano Pananari a pagina 5.
I nostri sindacati fanno i commercialisti e più burocrazia c'è e più riescono e più burocrazia, scusate, c'è e più riescono a lavorare. Sempre questa è una dichiarazione in merito alla protesta degli agricoltori. Graziano Bigarella, imprenditore agricolo della provincia di Vicenza, una volta l'unica variabile era il meteo, ora guerra e globalizzazione. Ma continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 17, aziende garanti con i proprietari di alloggi sfitti, siglati 3 accordi. Carlo Gavazzi di Controls, Dolomiti Bus e Valbelluna Servizi si muovono per trovare una abitazione ai propri dipendenti. Molti preferiscono non affittare la casa per evitare conflitti con gli inquilini. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Il progetto Primavera Casa, finanziato dalla Fondazione Cari Verona, si apre alle imprese con un obiettivo: mettere in contatto i proprietari di case vuote con chi cerca casa per vivere e lavorare in Valbelluna. Sono 3 ad oggi le imprese che hanno aderito a questo protocollo: Carlo Gavazzi, Controls SPA, Dolomiti Bus e Valbelluna Servizi. Nei giorni scorsi sono stati siglati dei protocolli che trasformano l'azienda firmataria in una sorta di garante nei confronti dei proprietari edilizi. Ad oggi il patto con la Carlo Gavazzi Controls SPA, azienda che lavora nel campo dell'elettronica per l'efficienza energetica e l'automazione industriale e conta 120 dipendenti, ha portato alla sistemazione di un dipendente, ma un altro accordo è ormai nell'aria. Da Letizia una coppia padovana, Michele ospiterà autisti di autobus, 2 esempi vincenti del progetto seguito da Società Nuova e Isoipse. Continuiamo con pagina 18, l'occhiale sarà sostenibile, Mido lancia la certificazione. Berton, così puntiamo a migliorare la prestazione ambientale della filiera, previste etichette Gold, Silver e Green che avranno 3 anni di validità. Questa è la dichiarazione della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Chiude all'insegna della sostenibilità l'edizione 2024 di Mido, la più importante manifestazione fieristica internazionale dedicata all'occhiale. E la Mido nasce il primo occhiale sostenibile certificato secondo i dettagliati criteri individuati da Anfaucer Totti, che è stato presentato ieri. Certificate Sustainable Eyewear, il primo programma di certificazione di sostenibilità di prodotto e per il settore eyewear. Le manifestazioni fieristiche arriva Dolomiti Country, è la novità del 2024 per Longarone Fiere. Fissate le manifestazioni più importanti dell'anno, partenza il 16 marzo con l'immancabile Agrimont, chiusura a novembre con la MIG. Siamo a pagina 19, ragazzi connessi, genitori a scuola di benessere digitale in 950 partecipano al corso online. Sempre più famiglie preoccupate da tablet e cellulari, il patto di comunità arriverà a Feltre, Agordo e in Cadore. Continuiamo con pagina 20, a breve il progetto allargato per il trasporto a chiamata, Limana, Sedico e Ponte nelle Alpi aderiscono all'idea lanciata da Belluno, periferie ancora sacrificate ma i costi dell'operazione non possono aumentare. Notizia che in questo caso interessa il trasporto pubblico. La rivista Frammenti, animali, fiori e funghi, il clima che cambia raccontato dalla natura. E continuiamo con pagina 21, il dibattito pass auto ai cacciatori e Starlight Rooms, 1000 firme per dire no. Petizione online del consigliere veneto Zanoni del PD, montagna da salvaguardare, non da sfruttare. Siamo a pagina 22, notizie che riguardano Feltre, se te ne vai uccido i nostri cani, ex compagno violento in tribunale. L'uomo è stato querelato per maltrattamenti e violenza sessuale dalla fidanzata convivente. Mi controllava i messaggi sul telefono, pretendeva che non uscissi e mi picchiava di continuo. L'imputato cerca il patteggiamento ma non c'è ancora il risarcimento danni. Altre 3 notizie da Feltre che troviamo in questa pagina: simula di essere incinta per riconquistare l'ex, altro fatto di cronaca giudiziaria. Identificato dai tecnici il guasto agli ascensori, notizia che interessa in questo caso gli ascensori della città di Feltre che portano a Feltre Vecchia, e ancora ritiro sociale degli adolescenti, punto d'ascolto operativo, già svolti i primi incontri. Rimaniamo a Feltre con pagina 23, centro colorato per martedì grasso con spettacoli e intrattenimenti. Sarà interessata l'area di via 31 ottobre e piazza Isola, domani la notte dei pupazzi al polo bibliotecario. Iniziativa dell'Università di Padova, gli studenti di infermieristica potenziali donatori ADMO, i volontari dell'associazione hanno incontrato gli allievi al campus di Borgoruga, siamo a Feltre, l'obiettivo è di allargare la cerchia di donatori di midollo osseo.
Siamo a pagina 24, Cesio Maggiore, il centro sollievo nella RSU, finito l'esilio a Castel di Marsiai. I volontari Antes sono tornati operativi per seguire gli 8 anziani con disabilità. I 2 migranti accolti a suo tempo sono a Seren del Grappa, dove abitano e lavoro. Notizia di spalle, Feltre e Vellai, giovedì alle 15 i funerali di Cristian Dalla Palma. Si svolgeranno giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Vellai. I funerali di Cristian Dalla Palma, l'agricoltore 47enne, deceduto domenica in un centro specializzato di Motta di Livenza, dove si trovava a seguito del gravissimo malore che lo aveva colpito il 25 luglio dello scorso anno mentre si trovava all'interno della sua stalla. Sovramonte ha chiesto un secondo serbatoio per la zona di Croce Daun e Pedavena affittare seconde case a turisti e lavoratori. Un incontro è fissato per venerdì alle 20:30 in Sala Guarnieri di Pedavena. Siamo a Limana con pagina 25, al campo di allenamento dopo le luci arriva l'erba. Un contributo del BIM permetterà al comune di rifare il fondo in erba alla Cal. L'impianto è utilizzato dai 110 tesserati della squadra guidata da Ulisse Trezzi. Notizie brevi dalla Valbelluna, ben 3 dal comune di Borgo Valbelluna, nido integrato comunale, giornata a porte aperte. Villa di Villa si prepara alla sfilata dei Biroc, l'appuntamento è per domenica 18 febbraio e ancora bandiere arancioni rinnovate a Borgo Valbelluna e Rocca. Si parla ovviamente in questo caso di territorio e turismo. Bandiera arancione del Touring Club italiano. Passiamo in Alpago con pagina 26, posti letto, ristorazione e svago, l'Università Spert apre la sfida. Il sindaco Peterle, grande occasione di rilancio ma devono collaborare tutti, a marzo il primo corso, a maggio una 3 giorni di lezioni di scienze politiche. Longarone, penne nere in festa per il 60° dell'Ana di Castellavazzo e ieri sempre a Longarone si allontana da casa soccorritori mobilitati. Mobilitazione generale dei vigili del fuoco e degli agenti della questura per un ragazzo minorenne che si era allontanato da casa. Il giovane è stato ritrovato dopo neanche un paio di ore, illeso in salute, era andato a casa di un amico e probabilmente non aveva più dato segni di sé ai familiari. Siamo ad Agordo con pagina 27, Chissalè contro Selva Moretti, in vista un bis della sfida del 2019. Sindaco e capogruppo di minoranza indicati come contendenti anche alle comunali di giugno. L'opposizione è decisa a partire per tempo con la corsa per il municipio. Notizia che interessa il comune di Agordo, pronto alle elezioni amministrative fissate per il 9 di giugno. Livina a lungo del Col di Lana, Coro Fodom pronto a partire e concerti già fissati all'estero. 2 notizie ancora da Agordo, ruba salmoni e superalcolici al market, va in tribunale. Puccini e libro parlato, l'Università Anziani riprende le lezioni. Passiamo a pagina 28, siamo ad Auronzo, Bostrico, una nuova versione, meglio non tagliare le piante. Un incontro tra esperti rivela che se non si interviene il bosco sviluppa anticorpi, tra le cause dell'infestazione è segnalato anche il cambiamento climatico. Toccata e fuga a El Caminetto, Briatore si rilassa con il figlio Nathan, il neoproprietario del locale a Cortina in giubbino e maglia a girocollo, sui social i complimenti allo staff mentre si gode un sole primaverile, vediamolo appunto Briatore all'interno del locale che ha acquistato a Cortina d'Ampezzo. Siamo a pagina 29, De Menego un 2024 col pieno di ottimismo, il rinnovo con Biagiotti, primo importante step. L'azienda con sede a Calalzo ha chiuso il 2023 in crescita del 18%, presto nei punti vendita ciascuno potrà costruirsi da sé l'occhiale. L'intelligenza artificiale provvederà a realizzare le prossime campagne pubblicitarie, ci sarà un impegno anche pro dipendenti con il miglioramento degli ambienti di lavoro. Cortina, campione di curling Sofia, 2,48 di notte e contesta l'etilometro. Pievedicadore, gli oronimi dell'Antelao, presentato il quaderno di Fondazione Angelini. Dalla rubrica Cultura e Società, il 74° Festival della canzone italiana a Sanremo, comincia la festa della musica. La presentazione di Amadeus con Fiorello e Vertici Rai esclude il 6º anno, promette qualità e divertimento. Credo che la top 5 finale di quest'anno stravolgerà molte certezze. Ma continuiamo con le notizie che interessano invece la rubrica Giorno e Notte e quindi ritorniamo nel bellunese, il giorno del ricordo tra folk e teatro, il ricordo in musica dell'esodo istriano nel dopoguerra. Calicanto per raccontare di Ofelia, venerdì al Buzzati, spettacolo ispirato al romanzo della regista Luisa Antonini. Mondovisioni, gli inverni di Teheran, misoginia iraniana di Stato in rassegna Dolomiti Hub, l'appuntamento è alle 20:30 a Fonzaso. Passiamo allo sport, calcio di Serie D, il sogno di Toniolo interrotto dai test medici, Fossetta vicino al cuore, spero si risolva. Il terzino racconta la sua terribile settimana dal passaggio all'Albino F all'ipotesi di non tornare più in campo.
Sci alpinismo Coppa del Mondo De Silvestro, stagione super, un altro argento in Svizzera. Sci nordico, mondiali juniores, caduta sfortunata e Iris De Martini vede sfumare la medaglia d'oro. Tiro con l'arco a 16, Arcieri del Piave, 23 medaglie al Memorial Luigi Tormeni. Ancora basket giovanile, Bellunesi in turno d'oro, il Valbe Under 13 femminile aspetta la seconda fase. Goggia che disdetta in allenamento a Ponte di Legno, inforca una porta e si rompe tibia e malleolo, subito operata a Milano, l'ennesimo infortunio per lei, stagione finita e addio alla quinta Coppa del Mondo in discesa libera. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani: cielo nuvoloso o molto nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in montagna, possibili riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 orolocale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.